Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Scontro tra auto e tir, 2 morti a Paternò nel gravissimo incidente sulla statale 284, il mezzo pesante è andato a fuoco. Ragazza travolta sulla circonvallazione di Catania, la 22enne irlandese ricoverata grave in rianimazione all'ospedale San Marco. Si riaccende la polemica sul tema sicurezza. Gli affari di Cosa Nostra in Brasile, la Guardia di Finanza sequestra 9 società anche in Italia, Svizzera e Hong Kong per un valore di oltre 50 milioni di euro, 4 gli arresti. Da oggi acqua razionata anche a Palermo, il piano di distribuzione sperimentale lascia 5 quartieri alla volta a secco per un giorno alla settimana. Catania da 4 mesi senza stipendio con una situazione difficile da anni, oggi sciopero dei lavoratori dell'Oda diocesana con lo slogan "Vogliamo i nostri soldi". La Porta della Bellezza di Librino cambia pelle, gli abitanti portano a casa i loro ritratti, al loro posto una nuova installazione d'arte che celebra le madri del quartiere. Calcio, Jimenez fa scattare la scintilla della rimonta del Catania a Caserta, rossazzurri vittoriosi 3-1, ora un punto dalla vetta, pari per Trapani e Messina che attendono il derby, in Serie B delusione Palermo sconfitto al Barbera. Bentrovati, e in apertura la notizia di un tragico incidente stradale, un incidente mortale avvenuto da pochissime ore sulla statale per Paternò, siamo nel Catanese. Un camion travolge un'auto sulla 284, il bilancio è di 2 morti, ancora da chiarire la dinamica, uno dei 2 mezzi ha preso fuoco, ma sentiamo Eva Spampinato. Le impressionanti immagini rimandano alla drammaticità della tragedia avvenuta questa mattina intorno alle 11 sulla strada statale 284 tra Paternò e Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. Un auto articolato ha travolto un'auto e non c'è stato nulla da fare per l'autista del mezzo pesante, un autotrasportatore della provincia di Messina, e per l'anziano conducente dell'auto della provincia di Catania. Entrambi sono morti sul colpo. La macchina è finita schiacciata dal tir che trasportava materiale pesante per il raddoppio ferroviario, l'utilitaria ha preso fuoco e le fiamme si sono poi propagate sulla vegetazione circostante, costringendo gli uomini dei vigili del fuoco ad intervenire su un doppio fronte. La strada è bloccata su entrambe le direzioni di marcia e l'ANAS invita gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Catania, Paternò e Adrano, oltre a un'autobotte e un'autogru e a diverse ambulanze. Sul posto anche i carabinieri di Paternò, che dovranno ricostruire insieme con la polizia municipale di Paternò la dinamica dell'incidente. E a proposito di incidenti, ce n'è stato uno ieri sera sulla circonvallazione di Catania, l'ennesimo pedone travolto, potremmo dire che riaccende la polemica sul tema sicurezza stradale. Sorge l'opposizione che chiede interventi urgenti, ma gli attraversamenti pedonali somigliano davvero a una roulette russa. Tonino De Mana. Ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in prognosi riservata al San Marco la ragazza irlandese investita sulle strisce sul viale Andrea Doria. La sagoma tracciata dalla polizia municipale mostra la lontananza dall'attraversamento pedonale, facendo così prevalere l'ipotesi della velocità dell'investitore. La giovane, trascinata per 20 metri, ha riportato un grave trauma cranico. La drammaticità della situazione ha subito ricordato la tragica fine di Chiara Adorno, l'universitaria di Solarino, uccisa meno di un anno fa in prossimità della Cittadella. Da quel giorno e dopo l'ondata emozionale e mediatica non sembra cambiato moltissimo, anche perché a Catania attraversare sulle strisce è sempre rischioso. Quanto è rischioso attraversare sulle strisce pedonali? Abbastanza, appunto, da avere timore di prendere casa qua vicino per evitare di attraversare la strada. E dove hai preso casa? Vietneo. Evito via Andrea Doria e passo alle scale da via Passo Gravino. Faccio sempre molta attenzione, guardo sempre da un lato e dall'altro prima di attraversare, però è molto rischioso. Lo abbiamo documentato più volte. Sulla circonvallazione ed anche in presenza delle nostre telecamere ci sono tanti automobilisti che tirano dritto, rischiando di abbattere i pedoni. Insorge comunque l'opposizione che sollecita risposte immediate. Oggi abbiamo la prova
che i T-Red e gli autovelox non sono sufficienti, bisogna creare delle strutture. Abbiamo fatto interrogazione, abbiamo richiesto la realizzazione di un'infrastruttura che possa mettere in sicurezza i pedoni, i cittadini, gli studenti. In realtà l'amministrazione ha affermato che non ha i fondi per poter realizzare la struttura. Un capitolo a parte lo meritano gli autovelox, sono attivi ma non rilevano le infrazioni, entreranno presto in funzione con il limite di 50 km/h, anche se per evitare gli incidenti occorrerà molto altro, oppure semplicemente basterà rispettare le regole del codice stradale. A Palermo un tunisino arrivato a bordo della nave Splendid dal suo paese è morto schiacciato da un autoarticolato al porto durante le operazioni di manovra del mezzo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava cercando di sbarcare a Palermo nascosto sotto il camion, con ogni probabilità voleva entrare clandestinamente in Italia dopo aver eluso i controlli nel porto di Tunisi. Gli affari di Cosa Nostra in Brasile. La Guardia di Finanza sequestra altre 9 società, diciamo altre perché per l'appunto questa operazione è un po' il completamento di quanto accaduto nel mese di agosto. Le società, oltre che in Brasile, erano in Italia, Svizzera e Hong Kong. Al centro di tutto il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. Ci dice tutto Marco Gullà. 3 persone in carcere e una ai domiciliari nell'operazione della Guardia di Finanza di Palermo che ha portato al sequestro di 350.000 euro e 9 società tra immobiliari e ristorazione, soprattutto in Brasile, ma anche in Italia, Svizzera e Hong Kong. Al centro di questa operazione c'è sempre il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. Era lui in carcere da agosto a coordinare gli investimenti. I finanzieri hanno decriptato le chat degli indagati e avrebbero scoperto che i soldi del pizzo imposto ad alcuni imprenditori palermitani sarebbero finiti poi all'estero tramite un servizio di money transfer. Un rivolo dell'enorme giro di denaro scoperto dagli uomini del Gico lo scorso agosto e quantificato tra disponibilità finanziarie e beni in 50 milioni di euro. La cifra schizza a 500 milioni se si considerano tutte le società nel tempo gestite dagli indagati, anche servendosi di prestanome. Soldi quindi estorti nel territorio palermitano e ai commercianti del capoluogo per poi essere investiti all'estero. Il GIP ha ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari per Giuseppe Calvaruso, 47 anni, Giuseppe Bruno, 51 anni, Giovanni Caruso, 53 anni, Rosa Anna Simoncini, 73 anni, madre dell'imprenditore Bruno. Un uomo di 65 anni di Gravina di Catania, siamo nel Catanese, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex moglie e del nuovo compagno, al quale nella notte ha dato fuoco alla vettura parcheggiata sotto casa dopo averla cosparsa di benzina. I 2 ex coniugi avevano avuto un recente litigio durante il quale l'uomo aveva minacciato la donna dicendole: "Ti faccio scappare dalla Sicilia". L'uomo, riconosciuto dalla ex nelle immagini che vedete, si è poi consegnato ai carabinieri. Adesso voltiamo decisamente pagina, torniamo a occuparci di crisi idrica, di razionamenti, perché da oggi l'acqua razionata scatta anche a Palermo, il capoluogo di regione che fino ad ora era rimasto immune agli effetti appunto della crisi. Adesso dovrà fare i conti con un piano di distribuzione sperimentale. Ma sentiamo Manlio Viola. È il giorno del via al razionamento dell'acqua anche a Palermo. Nonostante la città fosse rimasta immune ai disagi fino ad ora, da oggi la distribuzione cambia. A partire dalle 8 di questa mattina 5 quartieri sono senza acqua e lo resteranno fino a domattina alle 8. Oggi è toccato ad Arenella, P3, Bocca di Falco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo, Passo di Rigano, Villa Tasca, ma a turno toccherà a tutti i quartieri della città o quasi. L'acqua viene tolta alle 8 del mattino per 24 ore e ridata alle 8 del mattino seguente, quando tocca a un'altra zona. Questo dal lunedì al giovedì, mentre il fine settimana al momento è salvo. Il piano sperimentale però non coinvolge la parte centralissima della città, nella quale l'acqua non verrà tolta mai, perché tutte le reti passano comunque da lì. Intanto da oggi 4 comuni sono completamente a secco per un guasto al sistema di adduzione delle acque grezze dell'invaso Scanzano. Si tratta di Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e Villabate, che rivedranno la distribuzione fra giovedì e venerdì. Non va certamente meglio altrove nel resto della Sicilia. Caltanissetta è sul piede di guerra con acqua ogni 4 o 5 giorni. Enna ha quartieri che ricevono l'acqua soltanto una volta alla settimana, mentre Agrigento è la città con la più alta percentuale di perdite, dal 60 al 70% di spreco, quindi ogni 100 litri circa 70 vanno buttati via. E se non piove la crisi si aggraverà entro la fine dell'anno.
Adesso andiamo a Catania, dove oggi hanno scioperato i lavoratori dell'OBDA, dell'Opera Diocesana di Assistenza, senza stipendio. Da oltre 4 mesi denunciano una situazione recidiva da anni, nonostante la nomina di un commissario straordinario e un rimando continuo di responsabilità. Ma sentiamo Desiree Ferlito. È drammatica la situazione dei lavoratori dell'ODA, Opera Diocesana di Assistenza di Catania, che non percepiscono lo stipendio da oltre 4 mesi. Riuniti oggi in protesta, denunciano una situazione recidiva ormai da anni. Sono 15 anni che manifestiamo a vario titolo, negli anni scorsi ne abbiamo fatte diverse manifestazioni, e perché chiaramente l'azienda ODA, che non ha risanato il debito, che non intende assolutamente pagare i lavoratori. Siamo 3 mesi, 4 mesi senza stipendio, senza sapere nulla, e molto spesso quando indiciamo uno sciopero poi stranamente arriva subito lo stipendio a tappare qualche buco. Noi siamo tutti lavoratori e lavoriamo per vivere, quindi ovviamente chi ha famiglia, chi ha delle impellenze economiche ogni mese deve risponderne, e questa situazione certo non ci aiuta a lavorare serenamente. Una vicenda complessa per un debito dell'ODA risalente al 62, tanto che per farne fronte è stato necessario nel 2017 la nomina di un commissario straordinario, l'avvocato Adolfo Landi, che interviene con una nota che parla di un piano di rientro che impone a tutti grandi sacrifici. La liquidità di cassa è assicurata per ciò che riguarda l'ambito sociosanitario, dalle entrate derivanti dalle convenzioni con l'ASP e dai rapporti con la regione siciliana, i cui pagamenti però sommano importanti ritardi. Dura la risposta dei lavoratori a questa nota del commissario straordinario e accusano l'ODA di continuare incessantemente ad addossare responsabilità a terzi, e con lo sciopero di oggi chiedono chiarezza e verità e denunciano ad alta voce il disagio nel non poter ricevere lo stipendio puntualmente. La Porta della Bellezza di Librino cambia pelle. Gli abitanti, smontati appunto i loro ritratti sulla bellissima porta, opera, lo ricordiamo, del mecenate Antonio Presti, al loro posto troveranno una nuova installazione d'arte che servirà a celebrare le madri del quartiere. Sentiamo Lorena Dolci. Vediamo, la metto, certo che ci troverò un posto, di buttarla no, perché è bellissima. Si smontano uno dopo l'altro i ritratti che per 6 anni hanno composto questo mosaico, il Cantico di Librino, un murales con 700 foto di donne, uomini, bambini e anziani, tutti abitanti del quartiere su cui Antonio Presti opera da più di 30 anni. Chi passava sotto il cavalcavia che ospita la Porta della Bellezza poteva alzare lo sguardo e riconoscersi, connettendosi a qualcosa di più alto. Le foto adesso sono un dono per i soggetti immortalati. Adesso se la porta a casa? Me la porto a casa, sia quella mia che di mia moglie. Lei è venuto a prendere le foto dei suoi nipoti? Le foto dei miei nipoti, Giuseppe e Vittoria, e che sono bambini, ora sono un po' più altini. Bello vedere stamattina tante persone che vengono qui a riprendersi quest'opera che non finisce ma si trasforma, adesso arriva nelle case e sono come dei petali di fiori che restituiscono ancora nelle case della gente di Librino quella bellezza del Cantico di San Francesco. Presti ci ha portato un po' tutto questo, ci ha portato il risveglio delle coscienze, ci ha portato il capire cosa vuol dire bello, e quando c'è qualcosa di bello c'è più educazione, c'è più garbo, c'è più civiltà. Ognuno porta a casa un pezzo di arte e di bellezza. Al loro posto arriveranno gli scatti della fotografa americana Lynn Johnson, una nuova installazione dedicata alle madri di Librino, celebrando la vita di ogni giorno e gli ambienti che la racchiudono, soggiorni, cucine, camere da letto. Noi parliamo sempre delle periferie come luoghi fisici, come luoghi di mancamento, e dimentichiamo le persone che abitano, le persone che vivono con tanto rispetto, con tanta dignità, con tanto cuore. Adesso ci fermiamo, torneremo nella seconda parte rimanendo a Catania per mostrarvi come è diventata dopo il restauro la Fontana del Borgo. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 ha riconquistato i suoi bei colori. La fontana di Cerere di Piazza Cavour a Catania, dopo i lavori di restauro, è stata dunque riconsegnata alla città. Adelaide Barbagallo.
Ritorna al suo antico splendore la Tapalla Radoburgu, così a Catania i nostri nonni chiamavano la fontana di Cerere in piazza Cavour. L'opera, realizzata nel 1757 dallo scultore Giuseppe Orlando, è stata sottoposta a interventi di restauro sia per la parte idraulica sia per quella scultorea, dopo anni di degrado dovuti principalmente all'azione di agenti atmosferici ma anche ai vandali. A deturpare il pregiato marmo di Carrara della bella fontana anche sgradevoli patine di colore nero costituite da alghe e batteri che sono state rimosse. Adesso è possibile ammirare i colori e le proiezioni naturali della scultura. Al contempo sono stati anche rimpiazzati i ciottoli mancanti nella pavimentazione. Questa è una piazza storica frequentata da tanti nostri concittadini e quindi ovviamente questo è un progetto che va in linea con quello che è la strategia sulla rigenerazione di tutti i siti in città. È stata prevista anche una forma di manutenzione della piazza? Stiamo lavorando per trovare quelle risorse necessarie per la manutenzione di queste piazze e di tutti i siti storici, soprattutto in città. Gli interventi di restauro sono stati diretti dai tecnici dell'assessorato comunale ai lavori pubblici e finanziati coi proventi della tassa di soggiorno. Adesso voltiamo decisamente pagina e ci occupiamo di una delle sfide social più pericolose, tra le sfide social davvero inquietanti, ovvero sesso con sconosciuti. Una ragazzina di 14 anni è rimasta incinta dopo la sfida di quella che viene chiamata la sex roulette. È una challenge che sta interessando i più giovani e preoccupando molte famiglie. Eva Spampinato. Perde la sfida chi rimane incinta, ma nessuno saprà chi è il padre di quel bambino perché il concepimento è avvenuto durante una sfida social tra persone bendate che hanno fatto sesso senza precauzioni, anzi con l'intento di sfidare la sorte e tutte le malattie a trasmissione sessuale possibili. L'ultima pericolosa challenge diffusa sul web si chiama sex roulette e consiste nel fare sesso con un gruppo di sconosciuti. A perdere la sfida, quindi rimanere incinta e uscire dal gruppo, è stata una ragazza di 14 anni di Roma che ha svelato il suo segreto ad un avvocato conosciuto durante un incontro sull'educazione sessuale e alimentare a scuola. Giovanissimi, fragili e deviati dalle sfide che corrono sul web, ragazzini che hanno tutti gli strumenti economici e culturali per potersi informare e capire. Il fenomeno è diffuso infatti tra le famiglie bene, ma forse questi ragazzi non hanno la capacità di decifrare la realtà e il filtro social è l'unico che credono comprendere. Per aumentare la pericolosità, in alcune versioni della sex roulette, uno dei partecipanti è sieropositivo. Ci fermiamo in chiusura di telegiornale, l'ampia pagina dedicata al calcio. Inizieremo con la vittoria del Catania a Caserta. A tra poco. Il Catania conquista a Caserta la seconda vittoria consecutiva del campionato grazie alla rimonta in terra campana. I rossazzurri sono così a un punto dalla vetta. Marco Carli. Tutto o quasi in una partita. Le avversità, gli infortuni, lo svantaggio, gli spigoli di un match difficile e bloccato, ma anche la capacità di rispondere il gran finale con annesse 2 reti e vittoria in rimonta. Casertana-Catania per i colori rossazzurri è stato questo, insieme al genio di Jimenez, re di Caserta per un giorno, con un gol e un assist. Come ruolo fare il trequartista, nel senso giocare tra le linee, prendere palla tra le linee e, come si dice, inventare. E di inventare ha inventato il numero 10 del Catania. Partiamo proprio dalla fine. 1-1 il punteggio e a 10 minuti dal 90° l'ennesima sgroppata con cross di Anastasio sulla sinistra. Viene sfruttata così dal ragazzo ex Atalanta Under 23. 2-1 ed esultanza con i compagni in campo e in panchina. Minuti di recupero. Ierardi esce dalla difesa con qualità, serve Jimenez che vola verso l'area e crossa per Inglese. Movimento perfetto della punta che segna la rete del 3-1, il suo secondo gol stagionale. Tutto finisce in gloria, ma l'inizio era stato complicato. L'infortunio di Lunetta, il vantaggio campano con il solito lancio lungo, addirittura proveniente dal portiere, che sorprende la difesa etnea permettendo a Mancini di battere Adamonis. Poi il pareggio di Guglielmotti, esterno sinistro, Anastasio che trova esterno di destra. Guglielmotti appunto e gran gol sotto la traversa. Nel secondo tempo poche emozioni ma anche le scelte di Toscano che indirizzano il match e fanno diventare Jimenez protagonista. Una maglia storica che qualsiasi giocatore di calcio vorrebbe indossare, è una storia incredibile, quindi per me essere qui è un onore, segnare il primo gol con sta maglia.
Il Palermo continua a deludere in casa al Barbera, domenica amara per i rosanero. La Salernitana infatti vince con il gol di Teio e spezza le aspettative della formazione di Dionisi. Marco Gullà. Si può dare di più. No, non è il celebre brano di Ruggeri, Morandi e Tozzi, ma quello che il Palermo deve fare se vorrà raggiungere il salto di qualità. Appuntamento ancora una volta rinviato. Al Barbera passa la Salernitana che vince 1-0 con questo gol di Teio. Il Palermo, disordinato e impacciato per varie fasi del match, non è riuscito a graffiare. Le occasioni più nitide per Segre e Di Francesco, poi tanta confusione con Brunori mai pericoloso e gli esterni d'attacco che hanno praticamente sparato a salve. Il risultato che non volevamo prima della sosta, dopo aver fatto un'ottima partita quella precedente, oggi volevamo dar continuità. Nel primo tempo siamo stati imprecisi e il nostro primo tempo un po' impreciso ha condizionato poi il dover recuperare nel secondo, e nel recuperare abbiamo creato tanto, concesso praticamente niente, e da una situazione la Salernitana è passata in vantaggio e poi non siamo stati bravi a riprenderla nonostante il volume di gioco e le occasioni create. Questo rammarico ce l'abbiamo. I cambi di Dionisi non hanno dato gli esiti sperati. Il Palermo ha creato ma non concretizzato, e così ancora una volta il Barbera si rivela un tabù per i siciliani. È stata una partita non facile. Abbiamo preso il gol che non al momento giusto, ma ho il sentimento che nel secondo tempo abbiamo provato di fare gol, abbiamo creato molto di più di loro e non abbiamo riuscito a fare il gol, ma il secondo tempo è stato positivo, sì. Di Francesco nel finale sciupa la palla del pareggio. Adesso la sosta, rosanero che torneranno in campo fra 2 settimane a Modena. Torniamo alla Serie C, doppio pareggio per Messina e Trapani, rispettivamente contro Benevento e Sorrento sul neutro di Potenza. Venerdì prossimo derby al provinciale tra le due formazioni siciliane. Sergio Colosi. Due pareggi dal sapore diverso. Il Messina ha fermato la capolista senza prendere gol e colpendo 3 legni, mentre il Trapani rimane a 3 passi dalla vetta, ma contro il Sorrento sul neutro di Potenza non è riuscito a centrare la terza vittoria di fila. Modica si convince dentro Krapicas che blinda la porta per il primo clean sheet stagionale. Di Ortisi, Petrungaro ed Anatriello i 3 pali con la sfortuna ancora compagna di viaggio dei giallorossi. Al Francoscoglio un'infinità di giovani in campo, il Benevento per scelta e il Messina per necessità. Un punto anche per il Trapani e conseguente passi indietro dei Granata, fermati dal Sorrento. Su calci piazzati 2 gol, vantaggio rossonero con l'ex Musso sull'angolo di Bolzius e pareggio di Silvestri su punizione di Benedetti. Ripresa significa sacrificio per la squadra di Aronica, che in 10 per l'espulsione di Benedetti ha subito la pressione dei campani. Non è stato il Trapani brillante dei 4 gol alla Turris o dei 5 al Potenza, ma ha saputo soffrire e mantenersi sulle scie delle grandi del campionato. Venerdì prossimo al provinciale, derby tra Messina e Trapani, per dare maggiore significato e continuità al pareggio dell'ultima giornata. E per tutti gli approfondimenti sui temi legati appunto agli ultimi servizi che avete visto, quindi sul calcio, vi rimando alla corposa programmazione dedicata appunto al calcio quest'oggi, che è lunedì. Tra poco, infatti, dopo il telegiornale, Angelo Gagliano condurrà Anteprima Corner, approfondimenti su tutte le squadre siciliane impegnate rispettivamente nei campionati di Serie B e C. E poi questa sera, sempre con Angelo Gagliano alla conduzione, lo spazio è tutto per il Catania e con Corner. Sicilia 24 tornerà nella giornata alle ore 19 per la prossima edizione. Da parte mia è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.